Raga, ho trovato questo nuovo spiazzale per fare le impennate che è perfetto, raga, sto spiazzale. È perfetto, ma qua vengono pure già a fare i drift, si vede che fanno i tondi con le macchine. È il posto perfetto per allenarsi, secondo me. No, 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 no. Raga, questo video lo attendevate in tantissimi, l'ho pubblicato su G e su TikTok ed è esploso di pareri contrastanti, tanti di voi che mi danno supporto, ma anche tanti che mi vanno contro, perché parliamoci chiaro, non è una bella cosa. Infatti in tantissimi avete avuto da ridire: Vale, stai aprendo la scuola, Vale, cioè stai aprendo, è aperta la scuola, hai fatto tanti bei progetti, fai tanto il buon samaritano e poi ti fai beccare ubriaco alla guida della moto. Avete ragione, raga, non posso dire altro che scusatemi e adesso vi lascio al video. Scusatemi. L'ho spento. Scusatemi. Stavo facendo qualche impennata. Hai documenti? Sì, ho tutto. Vi do subito tutto. La patente. Questa è la patente. Sì. Aspetta, le chiavi. Mi servono le chiavi. Tutto quanto a posto, va bene? Ti vuoi sottoporre un pretest, al polemico? È necessario? O c'è sottoposizione oppure possiamo andare tranquillamente in ospedale per fare accertamenti. Allora posso... Se c'è il rifiuto sarebbe una denuncia in stato di libertà. No, facciamo quello che dobbiamo fare. Sì. Tolgo... Praticamente questo qua è soltanto il pre-test. Ok. Consente a noi la possibilità di sapere se lei ha usato alcol o bevuto. No. Parliamo di alcol. Quando è pronto soffi forte. Devi Soffiare, basta. Ok, allora lei risulterebbe interessato, quindi dobbiamo fare degli ulteriori accertamenti in merito. Quindi dobbiamo andare in ospedale? Dovrebbe venire con noi in ospedale, sì. Quindi per il momento i documenti li tratteniamo noi. La moto è regolarmente assicurata, la può anche lasciare qui oppure la faremo prendere con qualche persona e lei si accompagna con noi. Prendo il casco. Basta lasciare pure A me. ok. Ad oggi sui social ho messo in gioco tutto me stesso e sì, vi mostro tutto, il bello ed il brutto, anche prendendomi le conseguenze. E questa volta come non mai veramente ho sentito il peso dei commenti. Sono una persona molto forte, sono una persona che diciamo si fa scivolare addosso tutte queste cose da diversi anni, non mi fa né caldo né freddo ormai il commento oppure l'aggettivo di disprezzo. Più che altro quello che mi fa male ad oggi e quello che vorrei aiutare anche voi a riflettere è quanto sia brutto sentirsi augurare la morte dai motociclisti, ma quanto ad oggi sento il peso e capisco tante ragazze e tanti ragazzi che hanno fatto scelte sbagliate perché magari si sentivano in soggezione, hanno sentito sulla loro pelle questi commenti e adesso non riesco nemmeno a immedesimarmi nei panni di persone che veramente hanno fatto scelte brutte, scelte estreme per porre rimedio a questi pensieri che li hanno uccisi lentamente, letteralmente, fino a portarli a fare scelte estreme. Il video che avete visto in questione era tutto frutto di un'organizzazione, era tutto finto. Serviva anche a sensibilizzare i ragazzi sul bere alcol e poi mettersi alla guida, ma principalmente io quello che volevo tirar fuori da questo video era proprio odio. Volevo capire quanto erano pronte le persone a
esporsi, quanto anche dalla parte mia, sia su Instagram che su TikTok, prendo tante critiche proprio perché, raga, è il mio lavoro. Io con i numeri ci vivo. Fate un semplice ragionamento adesso in questo momento. Ho avuto la copertura di 2 milioni di visualizzazioni in poco più di 24 ore. Se solo avessi sponsorizzato un prodotto o un servizio e avrei voluto convertire solo l'1% di queste 2 milioni di visualizzazioni, immaginatevi quanti soldi sarebbero stati. In questo caso sono tutti soldi che andranno al Bund AVR per il Napoli Motor Fest, perché abbiamo convertito in biglietti, non è questo il punto, però questo è il mio lavoro. Io non sono il coglione di turno. Se tutto questo è nato grazie al canale, perché raga, a me non ho papà, non ho nessuno dietro che mi spinge, tutto quello che ho e che vedete me lo sudo con i miei soldi, con i miei sacrifici e con il mio lavoro da quando ho 12 anni. È bello pesante come discorso. Tutto questo è frutto dei miei sacrifici. Secondo voi aziende che fatturano milioni e milioni di euro si potrebbero mai affidare al coglione che vedete su TikTok e su Instagram? Tutto quello serve per portare flusso di visualizzazioni sul mio canale YouTube, che è lì dove io guadagno, è lì dove anche 1000 visualizzazioni mi possono portare dai 3 ai 2 ai 5 euro in base ai periodi, e lì io riesco a monetizzare e a guadagnare per potervi portare altri contenuti, per pagare i dipendenti, i collaboratori che lavorano con me, per portare avanti tutti i progetti come il progetto del TM che a breve riprenderà. Raga, è difficile trovare i pezzi di quella moto. Ad oggi, semplicemente ragionando sul progetto della scuola, raga, non avrei potuto creare tutto questo se non avessi fatto il coglione. Se avessi voluto portare solo tossicità nel mondo del motociclismo, avrei continuato a fare il coglione, non avrei investito soldi, tanti soldi e tanto tempo. Vedete, anche ad oggi è difficile per me registrare i video che registravo una volta, perché sto dedicando tempo alla scuola. Secondo voi tanti genitori, tanti genitori affiderebbero mai nelle nostre mani, nelle mie mani, nelle mani di un coglione, di quello che traspare su Instagram, il proprio figlio? Andate oltre, andate veramente oltre. E dato che stiamo parlando anche di soldi, volevo parlarvi degli sconti delle Insta360, così ne approfittate adesso, sì, perché c'è anche il kit motomaggio e poi non vi lamentate se non riuscite in tempo, quindi approfittatene ora perché ci mancano pochi giorni alla fine degli sconti. Tramite il link che trovate in descrizione avrete il kit motomaggio, raga, mega sconti. Ace Pro ad un prezzo assurdo, Ace Pro 2 X4 stessa cosa, ma la cosa che dovete approfittare adesso è l'acquisto per una X5, perché Pure Video Plus, riprese a 360 gradi, quei night ride di notte, che approfittatene ora perché gli sconti stanno finendo. C'è un link in descrizione per realizzare anche tu delle riprese fantastiche come quelle che vedi in tutti i miei video. Quindi il succo di tutto questo è: non soffermatevi a contenuti brevi di poco valore, tante volte commentandoli anche con rabbia o con tono di saccenza. Io ho fatto il coglione e lo faccio ancora, sono Valentino Pezzi, cioè sarebbe stato anche stupido, parliamoci chiaro, dopo tutto quello che ho costruito mostrarvi qualcosa di sbagliato, anche se personalmente Valentino Pezzi l'avrebbe fatto lo stesso, perché vi ho sempre raccontato il buono e il cattivo di quello che io sono. Semplicemente io accendo la cam e riprendo le mie giornate in moto. Questo serve anche per illuminare magari chi dice: vabbè, ma tu fai solo il coglione, corri, fai solo questo. Non vi soffermate a video di 30 secondi fatti apposta per generare odio nei commenti e di conseguenza visualizzazioni, perché è questo che vuole l'algoritmo, è questo che ad oggi i social richiedono: interazioni. Di conseguenza, se fai del bene, ho provato a portare video dove parlavo bene del motociclismo, dove facevo belle azioni, e che cosa hanno portato? Niente. Perché? Perché ad oggi il bello non piace, piace il trash, piace lo scandalo, piace lo scalpore, e io su questo ci ho creato un lavoro, anche con la nostra agenzia, sì, dove offriamo servizi per tantissimi clienti sul territorio nazionale e internazionale. Secondo voi aziende che fatturano 7 zeri si potrebbero mai affidare a me, Valentino Pezzi, e a questo scapestrato che sta dietro la cam? Cioè, lasciando stare che il team è molto più ampio dietro di noi, però siamo noi la testa dietro tutte le campagne che creiamo. E raga, io non sono il tipo da essersi preparato uno script, io è come se stessi parlando in questo momento adesso a voi tranquillamente. Farò dei tagli nel video perché ci saranno dei tagli per il tempo, ma io non mi preparo gli script, io mi siedo e vi espongo quello che ho da dire, come quando accendo la cam. Quindi il succo di tutto questo è: 1. Non bevete alla guida perché vi sentite super potenti ma siete in stato di alterazione, e su questo, anzi, se arriviamo a 5.000
like, no 10, 5.000 like, farò proprio un video dedicato sugli stadi dell'alcol, cioè sugli stadi dell'alcol. Vabbè, comunque quanto ti ubriachi e quanto questo influisce sulla guida. Naturalmente in un luogo privato, dentro l'accademia, ma vi porterò un contenuto veramente bomba. Mi sono dimenticato cosa stavo dicendo prima. 1, non dovevo bere. 2, ragionate prima di alimentare odio e ragionate prima di giudicare. Ampliate le vostre vedute, guardate quello che c'è attorno, non guardate il personaggio creato o alimentato o forzato proprio per fare i numeri, perché di fondo chi mi conosce, chi guarda realmente i miei video YouTube, come anche voi adesso che siete arrivati fino alla fine, quanti di voi ancora adesso pensano che mi hanno arrestato e che mi hanno trattenuto perché ero ubriaco, e quanti di loro ancora mi fermeranno per strada: oh fra, ho visto il video che ti hanno fermato la pula perché eri ubriaco. Fra, non l'hai visto il video, perché se realmente avresti visto il video su YouTube sapresti che io non ero ubriaco, sapresti come è andata a finire, sapresti che tutto questo era costruito ad hoc, e invece no, come tanti altri video, come tanti altri contenuti brevi realizzati proprio per fare visual e riportare la gente su TikTok. No, su YouTube. Terzo messaggio: oltre al fatto che non dovete generare odio e non soffermatevi a questo, credete in voi stessi, raga, credete in voi stessi, perché io ad oggi sono 5 anni che ho partita IVA, ho aperto da 7-8 mesi la mia SRL, lavoro bene, ho assunto i miei primi dipendenti, ho la responsabilità di altre persone sulle spalle e questa cosa mi sprona a fare sempre di più, ad essere sempre performante al 100%. Stanno nascendo tanti nuovi progetti, tanti che già conoscete, tanti che non immaginate nemmeno, e tutto questo io posso dirlo di averlo fatto da solo, con un buon team alle spalle, con le giuste persone che ho trovato sulla mia strada e che ho saputo coltivare, perché ad oggi penso anche che un buon imprenditore deve dare il giusto valore alle persone che ha di fianco, perché sennò è normale non trovare dipendenti o non trovare collaboratori. Anche a me il termine dipendenti mi disturba proprio, cioè per me sei un collaboratore, noi collaboriamo per portare cassa all'azienda, di conseguenza cassa alle nostre tasche. Vabbè, mo si sta ampliando troppo il discorso, credete in voi stessi e tutto si potrà realizzare. Penso a 6 anni fa, quando ho sudato per comprarmi la prima 09, 7 anni fa, sì, adesso sono 7 anni, mi sto facendo vecchio, porco Giuda, 7 anni fa, e penso ad oggi, dove ho una 09, un R1, ho tante moto, ho possibilità che non immaginavo nemmeno, e credetemi, mi sono trovato in condizioni di vita dove ho fatto veramente la spesa con 5 euro per mangiare una settimana io e mia madre. E arrivare a tutto questo, cioè io mi guardo attorno, perché qui ho l'ufficio, davanti a me ho la scrivania, è solo di cam che ho qui sopra, grazie a Insta360 ci sono migliaia di euro, computer, attrezzatura, tutto questo, la cam con la quale sto registrando, che abbiamo fatto dei sacrifici assurdi per comprarla, e qui guardo Manuele perché sono 7.000 euro di attrezzatura, e tutto questo comprato sulle nostre forze, a me ad oggi mi dà una forza assurda, mi dà la forza di dire: oh, io vengo veramente dal niente, mi sono creato sulle mie forze, perché credevo in me stesso, sono partito come un treno, come si dice, i cavalli si mettono i paraocchi, così non ho guardato nulla attorno a me, non sono arrivato a niente, perché questo è solo un piccolo tassello della mia vita imprenditoriale, perché se ho deciso di aprire YouTube era proprio per un percorso imprenditoriale, ma questa è una storia ancora più lunga, dove ve ne parlerò magari in un prossimo video. Se lo volete fatemelo sapere anche nei commenti, naturalmente ditemi: Vale, facci sapere come è iniziato questo percorso, perché hai scelto di iniziare a fare YouTube e come è nato. Qualcuno in live già l'ho raccontato, adesso non vi rubo altro tempo, anche perché vi sto facendo la palla da un bel po'. Vi lascio al video integrale senza censure con i carabinieri, che è stata una cosa divertentissima organizzare il tutto e registrare il tutto. Poi a volte mi dicono perché fanno le barzellette sui carabinieri, vabbè, questo è un altro punto. Noi ci salutiamo dopo, dai, vi saluto alla fine di tutto. Io adesso mi metto ad impenare, faccio un paio di impenate e poi voi arrivate con le sirene. Raga, ho trovato questo nuovo spiazzale per fare le impennate che è perfetto veramente. Ragazzi, siamo più lontani, dove ci mettiamo? Perché io non ho mai spiegato. Manu, mettetevi qua, la macchina tanto arriva là, capito? E io mi rimetto. Quindi pure qua, mo, aspetta, qua è perfetto io. Vai. Fermo qua. È il posto perfetto per allenarsi, secondo me.
No. 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 Scusatemi. Spegni il mezzo cortesemente. L'ho spento, l'ho spento. Sta a noi. Scusatemi. Scendi cortesemente. Stavo facendo qualche impennata. Hai i documenti? Sì, ho tutto. Vi do subito tutto. La patente. Grazie. Questa è la patente. Documenti anche del mezzo cellulare. Sì. Aspetta. Ah, le chiavi. Mi servono le chiavi. Forse l'unica cosa è che i documenti ce l'ho nel furgone. Sì, sì. Tutto quanto a posto, va bene? Ti vuoi sottoporre un pretest alcolemico? È necessario? O c'è sottoposizione oppure possiamo andare tranquillamente in ospedale per fare accertamenti. Allora posso... Se c'è rifiuto sarebbe una denuncia in stato di libertà. No, facciamo quello che dobbiamo Bene. fare. Sì. Tolgo... Praticamente questo qua è È soltanto il pre-test. Questo è un pretest. Sì, Ok. consente a noi la possibilità di sapere se lei ha usato alcol, bevuto. Parliamo di alcol. Quando è pronto soffi forte. No, devi soffiare. Soffiare, basta. Dai un bel soffio forte. Ok, guarda, a posto così. Lei non ha preso nessun... Lo dobbiamo fare. La rifacciamo lasciare questo. Ok, allora lei risulterebbe interessato, quindi dobbiamo fare degli ulteriori accertamenti in merito. Quindi dobbiamo andare in ospedale? Dovrebbe venire con noi in ospedale, sì. Quindi per il momento i documenti li tratteniamo noi, Per la la moto è regolarmente assicurata, la può anche lasciare qui, oppure la faremo prendere con quarta persona e lei si accompagna con noi. Ah, prendo il casco. Pasco lasciare lei, A me? Lo posso prendere io il casco? Grazie. lasciare a noi, Ah, non lo può lascio a entrare con voi. nulla. Scusate. Ok? Giustamente non si apre dall'interno. Grazie mille, grazie mille. Mi fa veramente piacere. Anche l'Accademia, bella cosa. Ti piace il posto? Ma guarda, stiamo cercando veramente di fare qualcosa di concreto, perché poi alla fine ci sono strutture ma non fanno quello che cerchiamo di fare noi, che avviciniamo così tanto i ragazzi alle moto e cercare di avvicinarli sì in maniera divertente, perché parliamoci chiaro, cioè uno deve essere anche realista. Se io mi compro 200 cavalli di moto è perché voglio accelerare, è normale, c'è il posto per poterlo fare e posto dove non va fatto. Se stai in autostrada e ti fai l'apertura, e io conosco tanti di quei carabinieri, tanti di quei poliziotti che escono con noi la domenica e se li vedi, sono i peggiori, ma sicuramente non si mettono in strada, in città. È giusto, ci andiamo in montagna, siamo solo noi. Se sbagli qualcosa la colpa è tua, ti prendi tu le tue cose e sei consapevole. Farlo in città non ha senso. Loro volevano fare un arresto, lo volevano mettere proprio in Dacel, però oggi no, lasciamo loro poi volevano fare con loro, uno scappava e sparavano in di corsa, ci te lo lasciamo stare. Per me possiamo fare tutte queste cose. Noi possiamo fare pure un po' di spettacolo adesso di là. Vogliamo fare 2 impennatelle, magari pure qualche clip, perché quello è lui ha 12 anni quel bambino. Vi faccio vedere che combina a 12 anni. Bravo veramente. Oh, ciao no. Me ne scappo. Questa era la poliziotta che mi ha fatto il video. Che grande. Ed ecco Barile Joe. Oh. Troppo piano. Sì. Ti mette, questo è pulito.
Oh, mamma mia, si stanno divertendo anche loro, si stanno casando. Facciamo dei circoli, i circoli. Abbiamo dato il via libera a qualcosa che avevano transennato. Che figata quella macchina, guardala! Vai, vai, vai! Che figata, raga! Siamo fortissimi, siamo! Sì! Bellissimo, bellissimo, fratelli! Fratelli, bellissimo! Te tracci al turno polizia per fratelli, guarda che per 2 giri ce l'abbiamo fatta! Ah, come? Faccio come si forte! Ah, no, dai! Bellissimo, bellissimo, vai! Giovanni ha avuto paura. Oh, ma è un bozzolo! Ma è di una pistola a salve, fratelli? Sì. È a salve. Ma non è sparato? Non è sparato. Ma io lo do alla polizia. Sì, wow, sì, che capata. Abbiamo trovato un bozzolo, penso sia di una pistola a salve, però non è esploso. Lo buttiamo in un tombino? Ok, lo buttiamo in un tombino. Ha detto che è a salve. Troppo forte. È bravissimo, è bravissimo. No, è venuto. Quando è venuto all'accademia non sapeva impennare. Ha imparato da qualche mese. Sono 7-8 mesi. Però sono 7-8 mesi che tutti i giorni si allena. No, è bravo, veramente, è bravissimo. Ragazzi, in tutto questo c'è il bello. Vabbè, la polizia penitenziaria continua a sfrecciare e fa i freni a mano. Cioè, assurdo. Allora, in poche parole, i carabinieri al quale ho dato il bozzolo erano carabinieri chiamati perché stavamo facendo casino di là a un evento con i carabinieri, la polizia penitenziaria. E io gli ho dato il bozzolo come se fossero le persone con le quali abbiamo scherzato prima. Ma secondo me, lo sai cos'è stato? No. La prima simulazione si pensavano fosse vera, sì, perché sì, no, nemmeno anche le persone, perché si è affacciato un ragazzino che mi segue, ciorta vuole, dove l'ho fatta questa cosa? Sotto la casa il ragazzino che mi segue. Ma leva, tutto video mentre io chi lo mi arrestava, facevo Valentino, ma cosa sta succedendo? Vale! Figata comunque, ragazzi, figata. E raga, un grande grazie va alle forze dell'ordine, soprattutto ai carabinieri, per la disponibilità, l'umanità e già solo le risate che ci siamo fatti, siete dei grandi. Oggi niente multe, solo sorrisi e collaborazione. È stato veramente un onore condividere un pezzo di strada con chi tutti i giorni protegge la nostra. Grandi. E come sempre raga, vi ringrazio per il supporto, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like ed un commento di tutto questo. Vi chiedo un commento reale, sincero, anche un po' di tutto questo, se vi è piaciuto come abbiamo giocato le carte, se vi piace anche come comunico, perché poi so che mi seguite un po' a 360 gradi, mi guardate anche sui canali social di tutti i nostri clienti, di tutte le aziende con le quali collaboriamo e lavoriamo, e mi fa sempre piacere ricevere il vostro parere sincero, come quando mi beccate di persona. Voglio vedere i commenti sotto questo video. Noi ci becchiamo al prossimo video e alla prossima avventura. Ciao!